Ho capito che anche IRS voleva fare un intervento e quindi siamo ben lieti di ospitare, penso che sia Bettina Pizzurra che voleva fare un intervento. Prego. Saluti a tutti. Ma chi è? Ma chi è questo? Scusa, ma chi è questo? Lasciamo parlare. Intanto, per cominciare, saluti a tutti, poi io sarò molto breve perché insomma, figlia di sardi, fuori scruci, passus longus, fondamentale. Credo che in un convegno come questo sia il caso di ricordare almeno una cosa che ci sopraeleva a tutti, e cioè il pensiero di Gandhi a proposito di una dottrina crudele, come la chiamava lui, la dottrina della maggioranza e della minoranza, la dottrina più crudele che l'Occidente abbia espresso. Si presume che quel 51% debba vivere molto meglio di quel 49% che in quel momento non ha vinto la partita. Ma Gandhi sosteneva che ci fosse una grande necessità, che è quella di appellarsi all'abnegazione. Solo attraverso questa si riesce a pensare non più a una parte che vince e una parte che perde, ma il maggior benessere per tutti. Ecco, noi abbiamo bisogno di questo, fondamentalmente, il desiderio che siamo tutti sulla stessa strada e che si realizzi finalmente un sogno di riappropriazione di risorse, di beni e di cultura, eccetera. Se può ritrovare in questo incipit un momento di unione, credo che nessuna personalità in questo momento quanto Gandhi sia fondamentale da riacchiappare. L'esempio della riappropriazione in questi ultimi giorni ce l'ha dato una ragazza che ha 30 anni, che ha una bimba piccola e che dopo 14 anni decide di ritornare in Sardegna e compie un atto molto forte, che è quello di riappropriarsi di un bene comune che sono le nostre case di campagna, i casolari colonici fondati dall'ETFAS 50 anni fa. Hanno fatto scappare gli agricoltori che erano i beneficiari di questa grande riforma agraria e si sono presi tutte le case, dirigenti, impiegati, eccetera, eccetera. Lei è tornata dopo 14 anni di emigrazione, è entrata in una di queste case abbandonate e si è trovato un ufficiale giudiziario. Quindi l'esempio è una resistenza, ma anche un ritorno di chi è andato via tanti anni fa e che è ancora giovane e che soprattutto sta chiedendo di mettere le mani in terra. Lei è un esempio del tempo al tempo. Quindi il tempo è in orario ed è in orario soprattutto con quell'aspetto che riguarda l'agricoltura, che è l'unico che oggi non conosce crisi e che è l'unico, tra l'altro, che è stato totalmente dimenticato dalle classi politiche, qualunque classe politica regionale. Sarò molto breve, nel senso che vorrei anche dare un suggerimento all'amico del Sulcis. Da poco, qualche settimana fa, hanno fatto una cosa meravigliosa nel vostro territorio e l'hanno fatto le vostre compagne, che hanno ripreso le terre in mano. Io ho visto 3 giornate di convegno a Masainas con un suggerimento al femminile molto interessante. Hanno creato cooperative, hanno creato consorzi. Non pensiamo che 50 anni rispetto ai millenni che abbiamo vissuto siano inalterabili, inalienabili e assolutamente da lasciare così, sì, trasformabile, però quella sia l'unica realtà. Queste donne 2 settimane fa hanno suggerito che il Sulcis è fatto da altro. Il Sulcis è fatto anche di una archeologia straordinaria che abbiamo visitato proprio in quei giorni e ci siamo dimenticati. Ma quella è una nostra fonte. Quindi spostiamo ogni tanto anche questo cervello che ci porta sempre a dire uguale industria, Porto Torres uguale industria, c'è tanto altro. Poi io sono d'accordo, è meglio non essere demagogici e sedersi a organizzare davvero cosa si può fare per il domani. E tanto lo vai augurio smeda sul congresso del Progress e a Sibiricum saluti. Grazie mille. Grazie a Bettina Pizzurra.